chiedere a tutti i paesi dove provengono questi profughi. Come potete notare sono tutti subsahariani. Sono 65 i rifugiati ospitati nella Sinistra Piave da Caritas e Comuni e nel pomeriggio sono stati accolti presso i missionari della Consolata di Vittorio Veneto. Monsignor Corrado Pizziolo ha voluto incontrarli, sentire le loro storie. Desidero ascoltare le vostre testimonianze e l'esperienza di quanto avete vissuto e sofferto, però anche con tanta volontà, con tanta forza e con grande speranza. Lei è uno che lavorava nel fashion, faceva dei vestiti, mentre il marito è un ingegnere. Sono 65 e diventeranno presto 76. In 10 sono attesi dalla Caritas per oggi, accolti a Susegana, mentre una donna già sul nostro territorio fra un mese avrà un bambino. La situazione non è facile per voi, non sempre è facile anche per noi che siamo qui e che siamo stati per certi aspetti colti di sorpresa da questa situazione. I rifugiati resteranno nel Trevigiano fino al 31 dicembre almeno, spiega Ferruccio Santa, direttore Caritas. Ci vorrà del tempo per capire se la richiesta di asilo politico in Italia sarà accettata o meno. Nel frattempo potranno essere occupati in attività come volontari. Lavori socialmente utili, ecco, che possono essere fatti nella struttura accogliente o anche in collegamento con altre strutture. Questo può essere fatto. Intanto sono partiti i corsi di italiano.